Cippato radioattivo per la stufa, no grazie. E allora smettiamo di comprare il combustibile che costa poco e che arriva di solito dall'Europa dell'Est. Consumiamo invece il sano legno di casa nostra e puntiamo alla certificazione, tanto più che il Veneto è ricchissimo di boschi, come è emerso nel corso della prima festa della foresta, un progetto di valorizzazione del legno promosso da Veneto Agricoltura e Longarone Fiere. Il Veneto è una regione che, come un po' tutta l'Italia, negli ultimi 50 anni ha quadruplicato il suo capitale legno, ha raddoppiato il suo capitale foreste. Abbiamo il doppio dei boschi che avevamo 50 anni fa e abbiamo 4 volte la massa legnosa che nei boschi era presente. Quindi abbiamo accumulato un enorme capitale. Adesso come Veneti dobbiamo passare in questa specie di fase 2, cioè mettere a frutto, il che vuol dire tutto quello che possiamo trasformare lungo le filiere produttive che vanno verso case in legno, tetti in legno, pavimenti, mobili, oggetti, lo dobbiamo fare. Deve finire questa maledetta fase in cui solo perché la materia prima costa un po' meno andiamo via, portiamo via le nostre imprese, eccetera. Nel Veneto solo il settore dell'arredo conta oltre 12.000 aziende con circa 72.000 addetti, ma il legno ha 1.000 altre potenzialità di impiego, compresa la produzione di energia. Si tratta insomma di una filiera sicuramente in grado di generare occupazione sul territorio. Oggi stiamo parlando di masse legnose, la possibilità di mettere in moto un vero e proprio volano che ci permetta di certificare dal momento esatto in cui abbattiamo un piccolo tronco fino a quando diventa mobile, ci permette di poter urlare all'Europa che è la bontà dei nostri prodotti. Questa cosa ci permette di non importare, come già avviene per il 90% di prodotti e di massa legnosa dagli altri paesi, prodotti tante volte che lasciano molto a desiderare. Consumiamo cippato che certe volte viene considerato addirittura radioattivo, consumiamo legno sotto casa, consumiamo cippato e masse legnose sotto casa. In questa maniera i nostri giovani restano e si aprono posti di lavoro nuovi. Alla festa della foresta di Longarone in provincia di Belluno è stata presentata anche la Cansiglio Card 2012, la carta che al costo di 6 euro offre visite guidate, escursioni, degustazioni e sconti agli ospiti di questo bellissimo altopiano.